e ti prometto amore che non sarò per te né una donna né un uomo e tantomeno un ruolo né un gioco di società. Salve a tutti, sono Bebbo Gentile e vengo da Messina, luogo ricco di energia per le correnti che si incontrano ai venti, dove traggo ispirazione, e da lì sono partito per venire qui a Macerata, a Musicultura, sorprendentemente perché mi hanno chiamato. Provai nel 2006 una volta, non mi presero ovviamente, ma adesso non ritengo di avere la sufficiente maturità artistica, all'epoca ero proprio nella culla, diciamo. Mi presento qui a Macerata con una nuova formazione, un nuovo progetto. Il mio sound folk, diciamo, si mescola al jazz grazie a Domenico Amendola al clarinetto e ad Alessandro Nobile al contrabbasso. Che dire, Musicultura è uno dei concorsi, delle manifestazioni cantatorali più importanti d'Italia, quindi mi onoro veramente di essere qui perché voglio fare il cantautore per dare delle preoccupazioni ai miei genitori soprattutto, giusto, e niente, speriamo di riuscirci. Adesso vi saluto e buon ascolto. Ciao. Oggi sono stanco, non è giornata per quelli del cancro. Forse era meglio rimanere a letto e aspettare la montagna, come qualcuno insegna. Il sale nel cappuccino, il buongiorno già si vede dal mattino. Eppure stamattina mi sono alzato col mio piede preferito, nonostante sia ferito. Eppure stamattina mi sono alzato col mio piede preferito e non mi sarebbe mai venuto in mente che sarebbe diventata una giornata difficile, una giornata difficile. E investire un gatto nero non è proprio quello che si dice culo. Scoprire poi che quel povero micio era del tuo capo ufficio non sarà mica un maleficio. Mia madre me lo ha detto, un posto alle poste benedetto. Peccato faccia pugni con la mia precaria autonomia dietro una scrivania. Ma ho seguito la ragione, adesso sono in condizione di gestire la mia vita, anche se a fatica è passata. Una giornata difficile, una diagnosi infelice, un altro Cristo in croce. Una giornata difficile, protesta in massa in una piazza, abusi di potere. Una giornata difficile, controlli sanitari e buste, paga alquanto misere. Una giornata difficile, mio padre a casa dal lavoro, un'altra guerra e pace. Una giornata difficile.
sono stanco, non è giornata per quelli del cancro. Forse era meglio rimanere a letto a leggere un fumetto.